Connessioni positive, questo è il nome dell'iniziativa che ha coinvolto più di 350 scuole di tutto il Veneto che hanno proposto elaborati di varia natura per parlare del tema del bullismo e del cyberbullismo. Gli elaborati, realizzati da ragazzi che frequentano dalle scuole primarie agli istituti superiori, saranno in mostra dal 10 al 24 maggio al Centro Culturale San Gaetano di Padova. Noi abbiamo dato la possibilità agli studenti di esprimersi in modo appunto libero e infatti ci sono arrivati elaborati di varia natura. Partiamo da sculture, manifesti, cortometraggi, video. Ecco che ci saranno appunto anche delle postazioni iPad e degli schermi che presenteranno gli elaborati digitali. L'obiettivo è quello di combattere l'odio, anche quello in rete, utilizzando la creatività di giovani e giovanissimi. La tecnologia, la connessione, il web apre in qualche modo a tanti mondi anche lontani e quindi sicuramente è uno strumento di grande vantaggio per i nostri ragazzi e per le nuove generazioni, ma occorre assolutamente un'educazione all'uso consapevole di questi strumenti. Sempre di più vediamo fenomeni appunto di cyberbullismo, ma anche di dipendenze da social network, casi di ludopatie da in qualche modo rete e quindi iniziative come quella di oggi sulle connessioni positive sono assolutamente fondamentali per sensibilizzare verso questo tema. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, dal Comune di Padova e da tutte le province della nostra regione. Una sinergia di forze per aiutare i ragazzi. Una rete istituzionale che supporta una bellissima iniziativa che vedrà appunto il Centro Culturale San Gaetano esporre questi elaborati realizzati direttamente ai ragazzi, quindi un modo tramite l'arte per dare voce ai ragazzi e per fare squadra tutti assieme, istituzioni, mondo scolastico e in particolar modo adolescenti, e dire che il bullismo fa schifo.